questo mestiere che oramai faccio da 25 anni, quello di portare il sorriso nella vita delle persone, il sorriso sul viso della gente, e quest'anno, dopo 17 anni di lontananza, sono tornata a calcare nuovamente il palco della Sei l'Ultima, che mi vide protagonista nell'anno, come concorrente, nell'anno 1994, e proprio nell'anno 1994 nacque il mio cavallo di battaglia, per il quale la gente mi ricorda. Allora ci fu un grande conduttore che mi disse: Valentina, ogni volta che farai una serata, un evento, teatro, questa barzelletta non dovrai dimenticarla mai, la devi fare sempre, perché vedrai che negli anni diventerà il tuo cavallo di battaglia. Aveva ragione, perché questa barzelletta nel tempo è diventata anche il mio grande portafortuna. E stasera, insieme con voi, con tutto il pubblico di San Giovanni su Ergio, da dove provenite, vorrei, prima di fare la barzelletta, fare un grande applauso meritato a quel grande conduttore che rispondeva al nome di Gigi Sabani. Quindi a lui va il mio ricordo sempre, ogni santa sera. E la barzelletta fortunata, con la quale vinsi la mia prima edizione, faceva Che vanno al mare. Non mi dite che è vecchia, perché pure mia nonna è vecchia, ma non è che la butto. Però zoppicavano uno in modo diverso dall'altro, perché il primo zoppicava così, il secondo zoppicava così, 25 anni prima o poi parte la rotula, e il terzo zoppicava così. Dice: ma adesso se andiamo al mare e arrivano 3 belle ragazze, come facciamo a conquistarle? Si alza un ragazzo, uno dei 3, dice: abbiamo risolto, ho trovato l'idea. Come? Arriviamo al mare, ci sdraiamo su 3 sdraio fermi immobili, vedrai che chiunque si avvicina non si accorgerà di niente. Bravo! Non ci avevamo pensato, bravo! Arrivano al mare, si sdraiano su 3 sdraio, dopo 4 ore a Ragosta arrivano 3 belle ragazze. Ciao ragazzi, come vi chiamate? Antonello, Luca, Paolo. Voi? Simonetta, Sabrina, Annarita. A un certo punto si gira Annarita e dice: ragazzi, che caldo, andiamo a fare il bagno? Si alza il primo: Dio come scotta sta sabbia. Il secondo: dilla a me, è pure piena di buche. E il terzo: non vi preoccupate che le copro io.